Eccoci qua, siamo tornati in diretta. Io accelero perché qui con ottimismo voglio parlare insomma di un qualcosa di veramente importante. Ho già cannato la grafica. Parlando mi sono dimenticato di inserire anche il tuo nome. Lo faccio al volo, però prima lo dico a parole. Davide Petrillo, ingegnere aerospaziale dell'Università di Padova. Pensate che lui e un team di colleghi avete progettato un sistema elettromagnetico per ancorare i satelliti, ideato appunto da questo team del Master di Ingegneria dell'Università di Padova, che ha vinto il Drop Your Thesis, lo dico bene perché io sono in inglese, sono una pippa, un progetto europeo attuato ogni anno dall'ESA. Agenzia Spaziale Europea. Mamma mia, un macello, Agenzia Europea Spaziale, che permette agli studenti di offrire dimostrazioni su esperimenti gravitazionali sfruttando strutture scientifiche di livello mondiale. Ha 22 anni, ragazzi, ha 22 anni, pazzesco. Allora, prego, a te la parola, io aggiorno la grafica nel frattempo. Cosa avete combinato? Niente, siamo un gruppo di 5 studenti di ingegneria dell'Università di Padova che abbiamo avuto, diciamo, un'idea, ossia un aggancio per satelliti. Nel particolare abbiamo pensato di affrontare una delle tematiche più importanti dell'ingegneria aerospaziale, quali per esempio questi agganci per satelliti, e partecipiamo a questo programma europeo chiamato Drop Your Thesis che ogni anno l'Agenzia Spaziale Europea propone e permette di testare un esperimento, un'idea che viene ideata da degli studenti dell'università in assenza di gravità. Nel particolare Drop Your Thesis significa proprio fare cadere la nostra tesi. Perché? Perché noi costruiamo un esperimento e lo facciamo cadere da una torre alta 150 metri dove durante la caduta si crea l'assenza di gravità. Allora, però voi siete degli scienziati e siete un po' più acculturati del povero Emiliano. Cosa vuol dire la nostra tesi, un esperimento e lo agganciamo? Perché io ho spiegato un pochino anche che si parlava di satelliti, quindi da ignorante io mi immagino che c'è un satellite e lo aggancio come segnale piuttosto che... diciamo che gli agganci per satelliti vengono utilizzati per varie applicazioni. Per esempio, quello più importante è l'aggancio per fare in modo che l'astronauta possa entrare nella stazione internazionale spaziale, nel senso, intorno alla Terra c'è una stazione dove gli astronauti stanno all'interno di questa stazione per fare degli esperimenti. Però gli agganci per satelliti vengono utilizzati... La Mir? Cosa? La Mir? No, la Soyuz, la capsula. Soyuz, esatto. Allora se ne zecco uno, prego. Però gli agganci per satelliti vengono utilizzati anche per rifornire il carburante oppure per fare manutenzione. In particolare però la nostra idea, oltre che per fare in modo per agganciare i satelliti, viene utilizzata anche per i detriti spaziali. Nel particolare, intorno alla Terra c'è una numerosa quantità di detriti che è stata generata nel corso degli anni. Pezzi di altre satelliti, esatto, orbitanti, di satelliti, di tutto di più. Esatto, però questi detriti devono essere rimossi, perché se no man mano i detriti si accumulano e c'è il rischio poi un giorno non si potrà mai sapere che non si potrà più uscire dalla Terra, perché ci saranno talmente tanti detriti che... Ma insegnami, anche poi c'è il rischio di impatto, giusto? Cioè che magari un detrito va a colpire un satellite, si parla di miliardi, e lo sfonda, lo rompe, insomma fa buchi. Esatto, perché diciamo i detriti hanno delle velocità elevatissime nello spazio, di conseguenza possono creare numerosi danni, diciamo, in orbita terrestre. Di conseguenza questi agganci che esistono fino ad oggi sono agganci di tipo meccanico, nel senso ci vuole parecchio tempo per fare in modo che questo aggancio avvenga, perché è un aggancio di tipo di precisione, nel senso il satellite arriva, immaginiamo deve agganciarsi all'altro satellite, deve avvicinarsi piano piano e fare in modo che si agganci. Certo, non puoi arrivare a una velocità, è una velocità molto molto ristretta. Allora noi pian piano abbiamo detto, vediamo se si può pensare ad un'altra idea, ad un altro modo di di agganciare i satelliti, e diciamo che poi alla fine abbiamo pensato un'idea un po' più semplice, che poi alla fine la semplicità ci ha portato fino a dove siamo arrivati, ossia semplicemente un satellite, detta in parole molto semplici, che ha una sfera collegata a un filo, che lancia la sfera in direzione dell'altro satellite e un campo magnetico attrae la sfera. Una volta che la sfera è stata attratta, l'altro satellite riavvolge il filo e quindi i due satelliti si agganciano. Non so se ho reso l'idea. Sì. Diciamo,
Poi questa idea noi l'abbiamo proposta all'Agenzia Spaziale Europea per fare in modo di testarla in assenza di gravità e alla fine abbiamo vinto questo concorso. Voi siete stati anche gli unici, credo, in Europa, unici mi hai in Europa, spiegato. esattamente, perché comunque abbiamo provato e detto, boh, ma una squadra in tutta Europa è difficile che ci possano prendere, no? Però alla fine ci abbiamo creduto, abbiamo provato e ad aprile ci hanno detto che ci hanno Senti, tu sei un ragazzo, no? Hai 22 anni, io l'ho rimarcato, quindi Sì. sarai sicuramente pieno di speranze, di sogni Assolutamente. e di idee come quella che ci hai spiegato. Come vedi tu questo Veneto? Tu sei del Veneto, sei un Veneto? No, io non Di sono, dove sei? io sono friulano, sono Friulano? di Lignano Sabbiadoro. Ok, non arrivi poi da lontano, No, da no, no, lontanissimo, no, sono qua insomma, vicino, siete, sì. sono due regioni così veramente quasi a volte gemelle per Sì, quanto riguarda assolutamente. affinità. Assolutamente. E come vedi, insomma, il famoso nord-est che ha sempre trainato l'Italia intera e che a un certo momento si è bloccato? Che idea ti sei fatto? E soprattutto, a detta tua, si può uscire da questo impasse? E burocrazia, e foglie, e cartelle, e un sacco di problemi. Sì. Chissà anche per realizzare una cosa come la vostra, Sì. che macello. Sì, c'è una documentazione molto dettagliata, comunque ci sono parecchie complicazioni per fare in modo che il nostro esperimento funzioni. Diciamo però che comunque l'Università di Padova è la prima in Italia per la ricerca, quindi essendo anche noi comunque un esperimento di ricerca, questo ci dà molta fiducia perché comunque alla fine l'università, dal punto di vista della ricerca sempre qui a Padova, ha un valore Tu notevole dici dal quindi, punto noi di abbiamo vista. avuto la fortuna e il merito, logicamente, di far parte di un qualcosa che ha creato una specie di passepartout. Fossimo stati magari esterni, privati, era un po' più complicata. Ma non penso, no, semplicemente dicevo che lei diceva che magari ci sono situazioni che in Veneto adesso dice non c'è la possibilità magari di arrivare a questo punto. Diciamo che ovviamente se noi fossimo stati in privato non avremmo neanche potuto partecipare a questo concorso perché è uno concorso per studenti. Sì, quello lo davo per scontato, è logico. Però sì, le dico sì. Secondo me Gli ho ci promesso che possono gli essere. abbasso il ciuffo se continua a darmi del lei perché Esatto. così mi invecchia, no? Io che faccio sempre il giovane. No, guarda. Ok. Quindi sì, penso che ci possono essere. Sei ottimista, Sono ti molto chiedo, ottimista. sei Sì. ottimista per semplificare Sì, quindi il tutto. assolutamente. Tu vedi la nostra Italia, tutto quello che sentiamo, Sì. però dici prima o poi cambieranno le cose. Sì, penso di sì, anche perché comunque abbiamo delle menti non solamente dal punto di vista ingegneristico, ma anche in altri campi che sono. Ti chiedo, perché io ho promesso di buttarla in positivo questa sera, però Assolutamente. perché un sacco di voi Sì. ci abbandonano e vanno all'estero poi? Perché. Perché un qualcosa come quello che parte da un team italiano, però dovete andare in Germania? Perché diciamo che comunque le strutture che ci sono qui in Italia non sono così, nel senso, le strutture che abbiamo noi qui a Padova per fare in modo che l'esperimento possa funzionare ci sono, però strutture come per esempio testare esperimenti in assenza di gravità oppure fare in modo che la gravità aumenti nel campo aerospaziale, poi non so. No, perché io so che in teoria in Italia abbiamo delle eccellenze vertiginose, insomma, su quanto concerne il mondo dell'aerospaziale, certo. del campo aerospaziale. Sì, siamo stati soprattutto noi a contribuire in un sacco di missioni. Beh, assolutamente, abbiamo la Lenia che lavora, abbiamo la Lenia che è una delle aziende più grandi, diciamo, a livello aerospaziale. Però ovviamente essendo un ente spaziale europeo, ovviamente essendoci la possibilità di andare in Germania magari, c'è un grosso collegamento a livello europeo dal punto di vista spaziale. Ovviamente noi adesso non è che ce ne andiamo via dall'Italia, perché ovviamente. Ma poi leggiamolo proprio in positivo, Sì. Sforziamoci di vedere le cose in positivo, nel senso che comunque farà sempre bene dei ragazzi entrare in contatto con altre culture, altri modi di lavorare, altri modi di pensare, questo forma ancora di più e crea veramente poi il soggetto, quello sostanzioso e concorrenziale, che poi ci invidieranno, io mi auguro, gli americani o tutti gli altri, no? Noi sempre sti americani, pendiamo sempre dalle loro labbra, ma non è così. Quindi un'Europa l'hanno voluta unificare che sia a tutto tondo, quindi scientificamente e lavorativamente parlando, innovativa e coesa. Assolutamente, le dico, ti dico, dal punto di vista dell'unione
nel campo spaziale in Europa è molto, diciamo, forte, nel senso che se si può si fa in modo che ci sia una collaborazione a livello europeo. Dal punto di vista anche di innovazione, ovviamente si spera sempre di andare sempre più avanti. Senti, sfatiamo, ne approfitto che tu sei qua, sfatiamo la pappa pronta, Sì. cioè del tipo ci siete arrivati grazie a X Factor, ai talent, roba del genere, o con tanta preparazione, tanto sgobbare e olio di gomito? Tanta forza di volontà e tanta voglia di crederci, proprio credere in se stessi e credere nelle proprie idee. Diciamo Questo lo che- dico per tutti i giovani, tutti i ragazzi, non vi aspettate che un talent vi traghetti No, lontano e vi faccia veramente guadagnare, o YouTube, come di solito qualcuno sa che io seguo, non è quello, ma è la preparazione, è lo Sì. studiare, il prepararsi che ti porta alla Sì. fin fine lontano. Assolutamente, assolutamente. Diciamo che è da più di 1 anno e mezzo che abbiamo in mente questa idea e ci hanno selezionati solamente 3-4 mesi fa. Quindi sì, siamo stati molto contenti di questo, però ci vuole molta forza di volontà e credere in se stessi, in quello che si fa. In quanti siete? In 5. In cinque Siamo ragazzi. 3 ingegneri aerospaziali, un ingegnere informatico e un ingegnere elettronico. Niente quote rosa, come mai? No, Come mai? questo Attenzione, questa cosa non è democratica. Diciamo che no, assolutamente, è che ovviamente diciamo eravamo di fretta, dovevamo trovare dei ragazzi. Approfitto mentre mi danno l'ok per lanciare il meteo. Certo. Un'altra domanda, università, numero chiuso, facoltà, insomma, cosa ne pensi? È giusto, sono sbagliate? Ma dal mio punto di vista penso che sia giusto sotto certi tipo di facoltà. Sì. Ecco, perché Dipartimenti ovviamente- oggigiorno, poi, non più vero, facoltà. esatto, non è più una facoltà. Così Esatto. siamo uno che avevo sbagliato. Sì, penso che sia giusto perché comunque un gran numero magari di studenti, cioè diciamo come nel nostro caso per il concorso bisogna sempre credere in quello che si fa e Cioè, se- lottare per arrivare a un Correggimi, se ci sono poi 10 milioni di dottori e i posti sono soltanto disponibili in 100, hai creato disoccupati, hai Anche, creato futuri disoccupati. Anche, sì, perché ripeto. È giusto questo ragionamento? No, è che ovviamente, magari non lo so, però in un campo al primo anno arrivano 2000, poi dopo il primo anno 1000 di questi 2000 già non vanno, cioè, si rendono Quindi conto motivazione, che- tu stai dicendo, motivazione, cioè, dico, io arrivo e ovviamente. perdo solo tempo e faccio perdere tempo, bisogna essere comunque veramente, solo No, che siete, beh, cioè, no, si è beh. giovani anche, Sì, sì. non Allora, siamo le sempre possibilità le idee devono chiare. averle tutte, assolutamente. Le possibilità devono averle tutti per poter fare questo tipo di facoltà, quello che si vuole fare. Ovviamente sì. Diciamo che si può. Sì, è un campo, è una cosa molto complicata il fatto del numero chiuso, numero aperto, perché comunque c'è chi vuole entrare, però magari chi riesce a entrare dopo un po' non riesce più ad andare avanti. Ok. Comunque sì. Allora, io ti devo ringraziare, quindi grazie a Davide Petrillo, ingegnere aerospaziale dell'Università di Padova, ringrazio anche insomma tutti voi fino adesso che ci avete seguito, sappiate che non chiudiamo qua, andiamo un po' a ritroso e andiamo a capire come è nata la famosa locomotiva e come mai si è a un certo momento inceppata e deragliata. Lancio il meteo, datemi sempre il tempo di trovare. Ecco qua l'aggiornamento, datemi solo un istante, prego. Grazie ancora, Davide. Grazie a te. A voi tutti ben ritrovati, amici del Triveneto, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. È vero, sta transitando ancora in queste ore una perturbazione sulla nostra penisola, ma ci sono buone notizie, il tempo tenderà a stabilizzarsi, infatti l'anticiclone riconquisterà il Mediterraneo e tra l'altro aumenteranno anche le temperature, quindi per qualche giorno avremo tempo stabile con temperature in aumento. Tuttavia nella giornata di martedì avremo al mattino, vedete, cielo sereno poco nuvoloso dappertutto, quindi una bella mattinata, ma nel pomeriggio sulla fascia prealpina ancora la possibilità non solo di annuvolamenti ma anche di rovesci di piogge, di temporali, ma solo sulla fascia prealpina o su zone limitrofe. In serata poi vedete questi annuvolamenti tenderanno gradualmente a dissolversi e il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso. Vediamo i venti, deboli e variabili, solo nelle zone coinvolte dai fenomeni ci sarà un generale rinforzo, quindi dei colpi di vento, temperature minime stazionarie, massime che invece tenderanno ad aumentare di 2 o 3 gradi, soprattutto sui settori pianeggianti.